sciopero della fame e una catena al polso. Ha deciso di protestare così l'agrigentino Peppe Di Rosa, che con il Codacons provinciale sta portando avanti una serie di questioni per ridare dignità, come egli sostiene, al popolo di Agrigento, che secondo lui sarebbe bistrattato dall'amministrazione comunale. È la storia dei SUV a tenere banco, una storia che per Di Rosa meriterebbe maggiore attenzione da parte sia del Ministero che della Regione siciliana. Ma c'è la vicenda dell'AICA che non va sottovalutata, visto che il problema perenne della crisi idrica in città rischia di tornare attuale con la gestione del servizio che non decolla per come dovrebbe. Siamo andati ad intervistare Di Rosa poco fuori dall'ingresso del municipio, dove ha deciso di sostare incatenato. Vicenda dei SUV e servizio idrico, insomma si anticipa una primavera calda per Agrigento. Una primavera calda con molto caldo e poca acqua, se vogliamo parlare di servizio idrico. Codacons ha creato il sistema di controllo sul servizio idrico integrato, abbiamo proposto alla città, stiamo raccogliendo le firme, poi per problemi di salute prima dei miei collaboratori e poi i miei non siamo più riusciti il sabato ad assicurare la raccolta firme. Oggi siamo qua per questo e per altri problemi. Uno dei problemi è l'acquisto incauto, lo chiamiamo noi, di SUV e computer con soldi indirizzati alle famiglie agrigentine. Riteniamo che siano stati distratti dei soldi dal vero motivo per cui il Ministero li aveva stanziati e oggi Codacons manifesta per il rispetto della città, per il rispetto dei cittadini e nel rispetto delle normative. Se riesco a parlare col ministro Bosetti e con il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, anche in remoto, non deve essere per forza una riunione di presenza, possiamo avere questi chiarimenti che la città chiede. E cosa ti aspetti da questa protesta? Ma è una protesta intanto civilissima, seppure qualcuno ha voluto iniziare a tapparci la bocca evitando e mandando dei vigili, mandando una squadra di vigili, volevano quasi sequestrare lo striscione, l'hanno prima tolto loro con i loro impiegati, con i loro dipendenti. Agrigento non ha dipendenti, però stamattina si sono trovati subito. Come vorrei farvi notare che oggi Piazza Pirandello è sgombra di macchine. Questa manifestazione ha già sortito un primo messaggio. La città ci sono i vigili urbani che possono dirigere il traffico. Io mi aspetto che venga immediatamente, non deve esserci il silenzio, vogliamo alzare il polverone perché vogliamo che si rispettino gli agrigentini. Se anche queste nostre dimostrazioni e manifestazioni eclatanti non sortiscono nessun effetto, vuol dire che la mafia forse ha messo davvero le mani su Agrigento, ma io non voglio crederci, penso che ancora tanti agrigentini siano onesti e chi governa dovrebbe quantomeno rispettare gli agrigentini. Ecco, una domanda te la devo fare. Qualche osservatore ricorda che tu in campagna elettorale eri schierato con Franco Miccichè. Cosa è successo nel frattempo? Apertamente con Franco Miccichè, l'ho dichiarato in trasmissioni televisive, l'ho dichiarato ad altri tuoi colleghi quando me l'hanno chiesto. È successo che Franco Miccichè ha cambiato completamente registro, è successo che Franco Miccichè ha cestinato il programma che aveva elaborato assieme a Mani Libere e ad altre associazioni, ne faceva parte della squadra Stelio Zaccaria, che è un giornalista conosciutissimo ad Agrigento, direttore del giornale La Sicilia per tantissimi anni. Stelio era una persona che faceva parte di quella squadra. Io e Stelio avevamo interloquito con il sindaco sbagliato probabilmente. Non è risaputo che Franco Miccichè non è la mente di questa amministrazione.